È il secondo anno appunto che vengo a questo convegno e ci sono tornata molto volentieri. Già l'anno scorso è stata un'occasione molto importante di crescita e formazione. Quest'anno, avendo la possibilità di fare questa formazione continua, non potevo appunto perdermi. I contributi sono stati molto interessanti, spaziavano dalla teoria alla pratica. Ho appena concluso il workshop di stimolazione cognitiva, ho trovato molti spunti interessanti, quindi ringrazio l'organizzazione. È stato veramente un convegno importante, pieno di novità e informazioni molto utili sia per la vita lavorativa, sociale e su un argomento comunque sempre attuale e molto importante. Un intervento che mi ha colpito particolarmente è stato quando si è parlato della solitudine percepita, che molto spesso è differente, diversa da quella effettiva, e questo mi ha dato un input anche nel futuro per conoscere sempre meglio i nostri ospiti, perché effettivamente quello che loro sentono a volte non è quello che la realtà rappresenta. Quindi questa solitudine percepita è molto importante da conoscere per seguire al meglio l'ospite. In particolar modo mi ha toccato questo argomento perché a San Giovanni in Monte, dove lavoro, abbiamo il nucleo Alzheimer. Di conseguenza ogni giorno lavoriamo con persone con demenza, è anche importante. Questo è appunto un motivo in più per essere qui oggi.